Allora, ritorniamo in studio. Avvocato Frattallone e poi la consigliera di parità. Io avevo alcune cose da dire che sono frutto di una riflessione, anche perché vi ho ascoltato ovviamente con molto interesse e ho avuto molti stimoli dagli interventi che avete fatto. Una prima cosa è che il divieto di avvicinamento, di cui parlavo prima, quella misura di cui è l'articolo 282 ter del codice di procedura penale, è una misura cautelare, cioè si applica quando è stata fatta una denuncia o una querela e non c'è ancora il processo, oppure il processo è cominciato, però non è una misura dopo che c'è una sentenza definitiva. Questo va detto e quindi è una forma di protezione, diciamo un paracadute, nelle more di una decisione definitiva per evitare che la vittima si trovi in queste condizioni. Secondo lei serve? Cioè, visto che lei ha molti clienti? Serve sicuramente, non fosse altro che quando viene concesso, se poi dovesse venire violato, si aprono le porte del carcere che per la vittima della violenza tira un respiro di sollievo intanto per quella fase lì, quindi serve. Però quei casi in cui la vittima deve tornare in casa col suo carnefice, nonostante ci sono state delle... Sì, no, ci sono queste ipotesi, assolutamente sì. Quello che volevo dire è un passaggio prima, cioè mentre la misura cautelare presuppone l'avvio di un procedimento penale, appunto la denuncia e la querela, mi era stato chiesto prima come misura concreta se può essere utile la richiesta di ammonimento fatta dalla prefettura. Io aggiungo un particolare per esperienza. Sì, molto utile, perché se c'è un processo si svolge nella fase, diciamo, solitamente dibattimentale, un procedimento che è a porte aperte, rarissimamente a porte chiuse, ma comunque è un processo pubblico, quindi vengono i testimoni, vengono i colleghi di lavoro, vengono i parenti, quindi il fatto, se non lo era notorio prima, almeno nel gruppo di frequentazione della vittima, lo diventa dopo. Invece con questo mini procedimento amministrativo che si fa di fronte al prefetto, la cosa resta chiusa di solito tra la donna, la persona che fa la denuncia e l'autorità di polizia amministrativa che avvia questo procedimento. Quindi è molto più compatibile, secondo me, con la riservatezza della denunciante. Vi faccio un esempio. Se la vittima riceve degli SMS continui, quindi è un fatto che non è di semplice contravvenzione banale di molestie, ma diventa un fatto di stalking, e magari è la persona che si è rinvaghita di me, che crede di aver avuto una relazione, oppure è la persona con cui veramente ho avuto una breve relazione, magari extraconiugale, è cominciata ed è finita, ho il diritto di avere la mia vita privata. Se questo mi minaccia dirò tutto al tuo partner, al tuo compagno, al tuo marito, insomma, diventa una situazione molto pesante, quindi spesso si sceglie la via amministrativa perché si cerca di tener fuori questi altri familiari dal conoscere il fatto che io continuo a ricevere quei messaggi e chiedo all'autorità che intervenga e li blocchi, quindi è efficace da questo punto di vista. La risposta poi è anche che chi fa lo stalker è come un pesciolino tirato fuori dall'acqua, cioè si alimenta del contatto con la vittima, lo tempesta, discutevamo prima in un fuori onda, magari di email, se non erano messaggi di WhatsApp o di qualche altro social, si alimenta di questo rapporto. Se la vittima cessa di rispondere, questo va su tutte le furie, magari comincia a mandare un messaggio al compagno, al fratello, alla mamma della persona che non sapeva niente, che questa aveva avuto, oppure era soltanto ipotetica, una storia con costui, quindi è problematica per queste ripercussioni. Se la donna denuncia in tempo questi fatti, questi ulteriori messaggi di quando lui reagisce perché perde il controllo con la vittima, perché si tratta di una forma di controllo che lui cerca di attuare, no? Io ti scrivo e so che tu risponderai, anche mandandomi a quel paese, ma ti provoco una reazione. Se la donna non reagisce più, però c'è stata la denuncia, quando lui commette un passo falso, allora si può andarla a beccare. Si fa lo screenshot sul telefonino, la foto dei messaggi successivi, si portano all'autorità di polizia, a una stazione di carabinieri e il reato parte in automatico. Questo secondo me è una cosa molto importante. Sulle scuse che vengono addotte, si diceva prima, quando una donna non ha il coraggio neanche di raccogliere quelle cartoline molto belle che voi avete predisposto, spesso si dice sono caduta dalle scale. Esatto. Che è uno dei classici, che vuol dire, detto in Veneto, megabatuo. C'è un nome in codice per dire... Sì, no, per dire sostanzialmente a casa mi ha menato, il compagno, il marito o chi altro, e non ho il coraggio di dirlo.
quel caso che dicevo prima di Primavalle, è proprio questo, cioè manca la capacità di dire mi vado a far refertare, magari intanto di nascosto, con un'amica, con un conoscente, con un collega di lavoro, o se non addirittura di arrivare a denunciare il fatto alle autorità, ma intanto farsi refertare al pronto soccorso, cioè dire che c'è stato un atto di violenza che può essere fisica e può essere anche psicologica. Ecco, queste cose io penso siano importanti. Poi nel caso di stalking, che rientra apparentemente nei casi di femminicidio, io direi che è importante perché le donne uccise o perseguitate dai partner vengono uccise non in quanto esseri umani di sesso femminile, ma in quanto quella donna ha rifiutato quell'uomo, rifiutato in senso ampio, anche solo, sì, è importante, e quando si dice è un delitto passionale, in realtà di passione, di amore, non c'era niente. Non c'era proprio niente, senso di proprietà. Non c'era proprio nulla. Ero l'altro giorno appunto a Roma a un simposio giuridico dove si parlava di violenza alle donne, è stato realizzato da una certa associazione un calendario, Elena dovresti averlo lì, non è importante il calendario in sé, ma sono stati fatti degli importanti interventi, anche per esempio dal sottosegretario della giustizia Cosimo Ferri, che era presente, e altri magistrati, altre persone, per fare cultura, secondo me, sul discorso attenzione, perché queste cose colpiscono i liberi professionisti, non solo l'operaio in fabbrica. È questo il dramma assolutamente trasversale che colpisce, e queste persone che sono vittime di questi reati ne soffrono e spesso sono ancora più deboli rispetto all'altra, che magari gli mette le mani al collo perché i suoi pochi mezzi non gli danno senso di... Queste persone non sanno come reagire. Se un avvocato dice oddio, in tribunale tutti vengono a sapere che... Però quel caso del 2013, aprile, se ricordo bene, di quell'avvocato di Pesaro, Lucia, che era stata sfregiata con l'acido anche lei da due albanesi, da due sicari che erano stati mandati dall'ex partner. Era, esattamente, non volevo fare il cognome, ma insomma lo facciamo, appartiene alla cronaca. Ormai nazionale della violenza contro le donne. È un altro caso, anche quello lì, dove... c'è l'uomo che era l'aggressore rifiutato, il quale era acculturato. Aveva tutti gli elementi. La Cassazione gli ha dato 20 anni, in maggio di quest'anno la sentenza è diventata definitiva, del 2016, 20 anni per tentato omicidio e stalking e 12 anni, se ricordo bene, ai due sicari che erano andati lì, 12 anni agli esecutori materiali. Quindi il passaggio culturale è fondamentale a tutti i livelli, secondo me è importante che non si smetta di dire esiste questo problema in tutte le famiglie, anche in quella apparentemente più altolocata, dove la donna magari si cura e cerca di dare un'immagine di sé, ed è la stessa persona che non ha il coraggio di ritirare quella cartolina al supermercato. Una cosa, prima di dare la parola anche a Lucia, solo chiederle, perché ci sono tanti legali, ci sono tanti avvocati, adesso lei sul campo si è fatto un'esperienza, l'ha approfondita in modo anche appropriato, però tante persone che vivono queste situazioni non sanno neanche a chi rivolgersi. Esistono degli avvocati specializzati in questo? O avvocatesse, perché adesso non so anche la sensibilità, perché è molto importante, penso che proprio conoscere tutte le normative e dare il consiglio più adatto. Vai da una civilista magari che è amica di famiglia o una penalista generico e non è in grado di affrontare, ma non perché non lo sappia farlo, ma perché ognuno è il suo, insomma. Certo, noi siamo circa 300.000 in Italia che esercitiamo, a parte gli 8.000 che hanno appena appeso la toga a un chiodo per motivi fiscali, non si riesce a pagare i contributi della cassa forense, quindi abbiamo grosse difficoltà, anche noi come tutte le categorie. Di questi 300.000 circa un 15% più o meno siamo penalisti, quindi siccome si può dichiarare di essere penalista solo se si fanno anche delle attività formative in un certo settore del diritto, altrimenti per noi diventano illecito disciplinare, è importante innanzitutto fare uno screening e chiedere questo tipo di cose. Poi se io... A chi all'ordine? Si può fare anche in internet questo passaggio se l'avvocato dà delle informazioni, abbiamo un obbligo di verità in quella che noi chiamiamo pubblicità informativa, quindi non si possono dichiarare cose edulcoranti, finte, perché ne rispondiamo, si può chiedere allo stesso ordine. Se viceversa si cerca di avere un provvedimento che riguardi l'affidamento dei figli o si chiede al Tribunale per i minori la decadenza della potestà genitoriale dell'aggressore, allora può andare bene un avvocato civilista specializzato in diritto di famiglia lato
civile, diciamo, che sa come affrontare meglio questo tipo di cose. Tutti siamo abilitati a fare tutto, però il buon senso e la correttezza professionale ti portano che se hai un certo tipo di procedimento è meglio dire vai dal collega oppure ti assisto, sì, perché c'è rapporto fiduciario, ma insieme a un collega o una collega che fa queste cose dalla mattina alla sera e quindi aumenta le probabilità di riuscita, magari a fronte di un unico onorario che tra colleghi ci si divide, non è quello che cambierà la vita, però secondo me è un passaggio fondamentale. Ecco, io volevo dire che circa 4 settimane fa tutte le consigliere di parità sono state convocate a Roma al Dipartimento Pari Opportunità, dove tra l'altro Lucia Annibali è collaboratrice proprio del Dipartimento, perché uno dei problemi della rete che attualmente esiste è quella poi la difficoltà di riuscire a reinserire nel mondo del lavoro le donne che vengono accolte nella rete. Quindi il Dipartimento... Perché? Per quali ragioni c'è questa difficoltà? Perché la difficoltà è quella che necessita queste donne poi che sono state sradicate perché hanno dovuto lasciare, magari hanno i figli, hanno dovuto allontanarsi, poi è difficile reinserirle nel mondo del lavoro. Sono fuori dal mercato del lavoro. Rimangono escluse. Allora si è pensato, intanto il Dipartimento ha raddoppiato il budget che era disponibile per le questioni di violenza, quindi da 3 milioni di euro sono diventati 6 milioni di euro e si è pensato di dividere questo budget nel favorire le case di accoglienza, ma anche poi nel consentire a queste donne di avere una formazione specifica e nel favorire le aziende cercando di costituire come si può dire, uno sgravio fiscale per l'azienda che assume la donna che ha subito violenza. L'altro budget sarà poi dedicato a costruire delle case autonome, perché ovviamente una donna non può vivere sempre nella casa rifugio, ma perché abbia una casa propria dove poter vivere e quindi un lavoro e una casa per continuare la propria vita. Accennava Luigi Sposato, conosce questa cosa della defiscalizzazione? Io credo che il discorso del lavoro rientra purtroppo pesantemente nel cercare di andare incontro e superare un po' la problematica di queste donne che si devono reinserire, e come diceva lei purtroppo sono fuori dal mondo del lavoro da tanti anni, quindi anche a livello di formazione sono proprio tante, e quindi lavorare nel cercare di defiscalizzare le imprese che assumono questa tipologia di soggetti, andando incontro per quanto è possibile attraverso appunto facendo pagare meno tasse. Questo può essere fatto anche a livello locale, facendo pagare meno tasse locali, nel piccolo anche l'amministrazione comunale può fare qualcosa, non è detto non si possa fare, quindi questa è una cosa credo che sia il problema vero che si pone in questo caso, cioè i centri antiviolenza spesso si trovano costretti, ripeto, facendo rete e sinergia con le forze dell'ordine, a nascondere queste donne, soprattutto per lunghi periodi, perché purtroppo i tempi della giustizia sono quelli che sono, eterni, per cui spesso ci si trova in situazioni in cui il maschio violento è stato allontanato dalla famiglia o viceversa, perché non dimentichiamo che spesso a essere sradicata è proprio la moglie, che è anche mamma, quindi con i bambini a seguito. Finisce per essere quasi un testimone protetto. Esattamente, ti sembra un po' di collaboratore di giustizia. Viene nascosto, c'è una rete di case nelle province per esempio del Veneto che vengono messe a disposizione, per cui non so, chi viene prelevato da una famiglia violenta a Verona viene preso, magari mandato in un paese in provincia di Belluno, nascosta, fin tanto che non si svolge il processo, perché spesso questo uomo violento è libero, spesso resta libero per anni. E noi abbiamo visto in quali casi, adesso il caso Annibali è emblematico, ma ce n'è purtroppo uno alla settimana di casi di questo tipo, fra adesso la moda è l'acido, ma coltelli e chi più ne ha più ne metta. Quindi il vero problema poi è si prendono queste donne che magari avevano una formazione ma non possono essere inserite nello stesso ambiente perché sennò viene violata la difficoltà, cioè deve restare una cosa abbastanza segreta. E comunque anche all'interno della famiglia violenta generalmente il maschio cerca sempre di tagliare le radici, quindi non lavori più perché è una forma di controllo. C'è una gelosia, c'è una sorta di gelosia, è proprio una strategia che è una strategia violenta, cioè tu in qualche modo devi perdere il lavoro, quindi dipendi da me, le tue amicizie non ce l'hai più, quindi sono io l'unico punto di riferimento. Ecco che allora la solitudine
diventa grandissima. Solitudine totale, donna sradicata, e quindi tutto questo percorso è molto difficile, vero? Io però vorrei lanciare un messaggio, visto che abbiamo ascoltato, io ho ascoltato tra l'altro con grande interesse anche l'avvocato, perché ci ha dato delle spiegazioni molto tecniche che sono necessarie anche per saper suggerire certi percorsi. Sono cose pragmatiche che è importante, ma il messaggio che io vorrei lanciare, perché noi ovviamente lavoriamo su prevenzione, su cultura, tutto aiuta, ma è un messaggio di legalità. Bravo. Allora, a volte la denuncia è scomoda, a volte le stesse, a volte gli stessi avvocati o le forze dell'ordine sconsigliano quasi, passatemi il termine, di fare la denuncia, perché ci sono dei fenomeni di stalking che tendono a esaurirsi col tempo. Quindi, però il messaggio che voglio lanciare, la cultura del rispetto della donna parte da piccoli passi. Quindi non dobbiamo più tollerare, parlo più non per me, ma in generale per generazioni di donne e per donne che tuttora lo tollerano, insulti, battutacce, mobbing in azienda o negli studi professionali e ogni atto violento. Sì, con la violenza che però è anche vessazione psicologica. Cioè la violenza parte da queste cose e a volte è meglio segnalare un problema in più che poi trovarsi a dover arginare qualcosa che è esploso, perché è come la teoria del piano inclinato in fisica, cioè quando la palla rotola poi sul piano inclinato, poi a volte è difficile fermarla. Allora, è importante che passi il messaggio della legalità, cioè denunciamo, andiamo alle autorità competenti, andiamo alle forze di polizia, tra l'altro sono preparatissime le forze dell'ordine ad accogliere le donne che vanno a fare delle segnalazioni, sono formate. E secondo me nel momento in cui ripristiniamo il principio di legalità su queste cose diamo anche un segnale culturale importante. Dottoressa, volevo chiedere un po' a lei, siamo in chiusura, quanto però viene sottovalutato? Io ho parlato con alcune persone, mi è capitato nell'arco della vita, succede che subivano violenze e restavo allibita come a certi elementi sintomatici del comportamento di coppia venissero sottovalutati, lasciati così, vabbè, non ha importanza, non presi in dovuto consono peso e poi sono degenerati, nati anche violenti, vabbè, per fortuna non estremi. Quindi quanta anche, non dico colpa, però la persona a volte sottovaluta certi comportamenti, certe parole, certi atteggiamenti nei prodromi, anche quando c'è l'inizio della frequentazione con delle persone, magari l'estraneo, l'amico nota che c'è qualcosa di anomalo, quindi anche proprio nella persona stessa, nell'avvicinare e portare nella propria rete di rapporti questi violenti. Sì, no, capisco la domanda. Certo che comunque dobbiamo considerare che sì, ci sono degli elementi di realtà, però ci sono anche degli aspetti psicologici comunque molto profondi che hanno a che fare con la storia di ognuna di queste donne, in cui il rapporto che noi vediamo dall'esterno, un rapporto comunque di abuso e maltrattamento, può essere lo stesso tipo di rapporto, di dinamica al quale la stessa donna è stata sottoposta comunque nel corso della sua vita, anche in ambito familiare. Non pensiamo che questo deve riferirsi solamente a degli abusi di tipo sessuale, ma proprio una forma di abuso psicologico, parlo generale, cioè proprio e strumentale, in cui la donna non è stata in grado di sviluppare una sua autonomia psicologica, una sicurezza di sé e un'autostima che le permetta di ben interpretare gli stessi messaggi, che non è detto che non siano incongrui per la persona stessa, cioè nel senso che la persona stessa li può vivere come incongrui dentro di sé, ma non ha la forza comunque di considerarli così validi e di poter prendere dei provvedimenti per tutelarsi, no? Cioè, quindi quello che sembra estraneo alle persone che osservano, molte volte pensiamo che può essere estraneo per la persona stessa di chi subisce una forma di abuso e maltrattamento, ma non ha proprio la forza per poter considerare questi segnali come qualcosa di valido da interpretare, sul quale prendere dei provvedimenti. Per cui, per questo la rete è importante, il centro antiviolenza, l'associazione è importante, perché proprio con un confronto costante, teniamo in considerazione che è molto difficile anche per gli operatori procedere a far sì che questo esame di realtà avvenga nella donna, perché molte volte è difficile, cioè nel senso anche per la donna stessa, accettare o comunque riconoscere che il suo percorso è sbagliato e che ciò che sta facendo nei confronti di se stessa è sbagliato. Per cui comunque c'è una radice anche psicologica che può dare a volte fastidio, tra virgolette, agli operatori, cioè vedere queste incongruenze, questa poca tutela che la donna riesce a esercitare nei confronti di se stessa, ma anche nei confronti dei propri figli, quando questi
sono minori, ma ha una radice profonda di malessere che trae origine comunque nella storia di ogni donna, insomma. Certo. Siamo giunti al termine, devi aggiungere qualcosa Luigi, dopo volevo dare la parola, mi sembrava la Presidente. No, vai, poi due parole finali. Sì. Prego Presidente. No, volevo dire che uno strumento concreto, visto che dobbiamo dare delle risposte concrete, è proprio partire dalla formazione, da un lato per prevenire con i bimbi, quindi già proprio da piccolini, perché anche una parola che si dice in maniera, ne dico una, tanto per dire femminetta, no? Da noi si dice questa cosa qua per dire che le donne non sono tanto forti, no? Quando mio figlio, siccome lo dicono a scuola, lo dice, io lo riprendo ogni volta, perché si parte proprio da lì, questa è la nostra piccola responsabilità, ma grandissima responsabilità. E secondo, formare le donne proprio sull'autostima, stiamo facendo già dei corsi con le commissioni del territorio, delle pari opportunità, sull'autostima, sulla comunicazione, perché qualche volta la donna si sente inadeguata e non ha neanche il coraggio di dire quello che sente, quello che pensa, figurarsi poi se possono denunciare, cioè siamo a un passaggio anche più avanzato lì, no? Ecco, quindi questo è quello che possiamo fare concretamente e su questo ci stiamo già muovendo e ci muoveremo ancora di più con la nuova Commissione Pari Opportunità anche regionale. Sempre in termini di concretezza, credo che bisogna in ambito locale fare in modo che le aziende in qualche maniera vengano incentivate a ricevere dei canali preferenziali nei confronti di soggetti che si trovano in queste situazioni. È un sostegno anche maggiore a coloro, gli operatori che operano sul territorio, che fanno un'attività che dovrebbe fare lo Stato, il pubblico, in fondo lo fanno con le proprie risorse, con poche risorse. Io mi rivolgo alla gente che ci sta ascoltando, io ho 2 ragazze, 2 figlie femmine, gli dico sempre, ragazze attenzione, che basta una piccola parola, una stai zitta, oppure una spintarella, ecco questi sono i primi segnali che bisogna cogliere subito e allontanarsi da soggetti che hanno questi comportamenti, perché non si curano, molto spesso le donne dicono ma gli sto vicino, lo curo perché mi ama, mi fa così, no, non curi niente, un uomo che si comporta così non è degno dell'amore di una donna e non è la donna che può curarlo, deve farsi curare da un'altra parte, ecco. E sono piccole cose, lo dico anche da insegnanti, i ragazzi delle scuole, per cui glielo dico sempre a queste ragazze, e poi fatemelo dire, un uomo che alza le mani alla donna è una persona indegna, scusate, lo dico proprio, è una cosa che non ha giustificazione. Grazie, sì, avvocato. Solo una piccola cosa, che proprio su questo problema di fare cultura nelle scuole e di partire da piccoli, il legislatore del 2013 ha colto il problema e ha detto attenzione, inseriscono nel codice penale un'aggravante che è quella che si chiama della violenza assistita, quando il reato, delitti colposi contro la vita e l'incolumità individuale, la libertà personale, il delitto del 572, quindi maltrattamenti, sono commessi non solo in danno, ma anche solo in presenza di un minore, perché il problema è che quando i minori assistono reiteratamente a queste, anche solo una volta, ma figurarsi reiteratamente a queste violenze, spesso dentro le mura domestiche, gli sembrano una cosa normale, imparano che è il modo normale di relazionarsi, e questo è un passaggio culturale per il legislatore italiano. Il problema è che dobbiamo essere sicuri che lo capiscano le persone che ci stanno seguendo, quindi se dovete denunciare qualcosa, una responsabilità ulteriore. Grazie avvocato. Allora ringraziamo i nostri ospiti, Elena Traverso, Salvatore Frattallone, Sandra Miotto, Barbara Codogno, Cecilia Treccalli, Valentina Cremona, Luigi Sposato di essere intervenuti alla nostra trasmissione. L'aspetto dei minori purtroppo non siamo riusciti ad affrontarlo, accennato, fra tantissimi bambini che poi restano soli, e quindi ulteriormente una responsabilità in più in capo alle donne che subiscono questa violenza sono i propri figli, che poi che fine faranno, oppure a livello anche di vita futura che input hanno ricevuto a livello di educazione o di esempi. Quindi segnalate, le forme di tutela ci sono, le associazioni di territorio, la regione provvedimenti ne ha presi ed esistono quindi delle strutture che possono dare una mano. Con questo grazie a tutti quanti voi di aver partecipato, grazie a voi di averci seguito, io vi lascio dopo la pubblicità a Quinto Piano e quindi restate con noi. Grazie, buona serata.